L'assessore ai servizi sociali del comune di Agrigento, Marco Vullo, commenta positivamente e ringrazia il gruppo parlamentare degli autonomisti all'Assemblea regionale siciliana per aver portato a termine e approvato una legge organica che dà finalmente un riconoscimento giuridico alla figura del caregiver, che è un elemento fondamentale per l'assistenza e la cura del disabile. Un passo in avanti per il mondo della disabilità è il riconoscimento per legge del caregiver, che negli ultimi anni ha avuto un ruolo importantissimo nell'assistenza e cura. Adesso ha un identificativo normativo che rende la regione siciliana innovativa in un processo di sostegno per la disabilità. Ringrazio, continua l'assessore ai servizi sociali Vullo, tutto il gruppo parlamentare dei Popolari e degli Autonomisti per aver seguito il cammino del decreto legge fino alla sua approvazione. È certamente un passo in avanti anche per i distretti sociosanitari. Questo viatico legislativo può segnare positivamente i percorsi di integrazione e di assistenza e bisogna percorrere questa strada per trovare ulteriori fondi per l'assistenza diretta e indiretta ai disabili, che vedono centrale in questo processo una figura indispensabile quale il caregiver. Questo è il parere dell'assessore al comune di Agrigento Marco Vullo, che riconosce la figura del caregiver come un vulnus giuridico fondamentale, ringraziando tutto il gruppo parlamentare all'Ars.